modo di sentire se prensa, di svago, di divertimento e di passione. Ora, per tutti, chi ha fatto la meditazione? Alzate la mano, quanti siete? Oh, come vi sentite? Rilassati? Rilassate? Oh, meno male, adesso perderemo la calma. No, non è vero, scherzo. Rimaniamo con questo mood di pace e cominciamo piano piano, perché in realtà questo è il momento dedicato allo smurzu. Non si sente da lì? Regia, amplificatemi di più. Ancora, devo urlare. Ah, allora, così, vi si sente? Mamma mia, mi sentono fino a Cagliari. Adesso è il momento dedicato allo smurzu, che non c'è. Voi vi chiederete, e che facciamo nel frattempo? E questo non lo sappiamo. Nel frattempo che aspetta, quanti hanno prenotato lo smurzo innanzitutto? Vediamo quanto siamo organizzati. Allora, vedo una buona frazione di mani prenotate. Per gli altri vedremo, faremo un gioco, faremo un Hunger Game e vediamo se c'è del cibo anche per voi. Però nel frattempo, io vedo tante facce nuove perché questa è una carrellata di eventi che facciamo da diversi anni. Però vedo tanti visi nuovi. La domanda è chi è venuto qui per la prima volta? Alzate la mano. Wow! Stasera ci giochiamo tutto. E come ci avete scoperto? Urlatelo un po'. Facebook, Instagram, social media manager, un microfono. Vai, fate girare i microfoni. Come ci conoscete? Chi vi ha intrappolato in questa serata? Instagram. Instagram. Vai, Instagram. Ma tipo le storie. Seguite Ideas. Ma sappiate che se non avete social media, ma avete Google, da quest'anno Ideas ha anche un sito web. Incredibile. Seguiteci tutti su www.associazioneideas.non Europa sì, Italia meno. Perché Questo- non it? Perché Sardegna non est Italia? Bravo. Non est Europa? Europa sì, Europa ce la teniamo. Ce la teniamo. Bene. Allora, nel frattempo che aspettiamo gli smurzu, io posso fare dei giochi con voi. Che vi aspettate da questa sera? Se voi è la prima volta che venite. Volete vedere il tramonto? Il telescopio, eccolo qui il telescopio. Però mi è stato vietato di parlare di scienza fino a che non siete sazi. Mi hanno detto, la scienza si fa bene con la pancia piena. Puoi fare tipo parascienza. Parascienza. Quello Allora, è un tubo. questo è un tubo. Questo è un grande telescopio che verrà manovrato da questo ragazzo che si chiama Andrea. E Gabriele. Anche Gabriele, Leonardo, anche tutto Leonardo il- sarà l'altro telescopio. che Andrea, ancora ma non tu montato. che manovri un telescopio, che fai nella vita? Come si manovrano i telescopi a Ideas d'agosto in Sardegna? Io- Come ci si arriva a fare questa carriera per i nostri amici all'ascolto? Allora, io non manovro telescopi nella vita, strano, ma questa è una passione che è entrata dentro Ideas, però sono più o meno nel campo perché sono un astrofisico, un cosmologo, mi occupo dell'universo insieme a Riccardo Murgia, The Sardinian Cosmologist. Seguitelo su Instagram e tutte sì, le sì, piattaforme. E sì, faccio questo nella vita, cerco di fare questo, non lo so, faccio ricerca. E dove la fai, Andrea? Al Gran Sasso Science Institute che sta all'Aquila, più o meno dove avete presente dove sta il Gran Sasso? Sotto la montagna, sapete che ci sono degli esperimenti di fisica fondamentale, li hanno messi sotto la montagna per schermarli dalle particelle che arrivano dal cosmo. Io non lavoro lì, lavoro all'Aquila Centro, però più o meno è tutto collegato, è un istituto dove Alessio si è anche laureato, dottorato qualche mese fa. Applauso. Applauso, ragazzi. Grazie, 4 gentilissimo. anni di sudore. Anche Samantha anche. Bravi. Eh sì, faccio Ebbene questo. sì. E Facciamo poi questo. mi diverto con i telescopi qualche volta. E senti, dacci un po' uno spoiler, perché vedo che la gente si sta guardando questo telescopio con occhi sognanti. Ma come andrà un po' la serata? Non spoilerare troppo perché poi la gente magari dice allora già so tutto, me ne vado. Ok. Quale pianeta
conoscete che vorreste troppo vedere da un telescopio? Andrea è quello che lo muove, quindi se avete dei desideri, Sì. Andrea è quello che può soddisfarli. Uno bello, non lo so, che vi piace. Quali sono i pianeti? Uno grosso, uno con gli anelli. Giove non si vede. Saturno si vedrà, quindi un piccolo spoiler. Piccolo spoiler. Venere ci chiedono dalla Venere, regia. Guardate, se guardate bene, Venere. Venere. Allora, Venere sta più interno rispetto all'orbita terrestre, quindi sta molto vicino al Sole. E infatti, tra qualche minuto dovreste vederla apparire là, in quella zona dove c'è la bandiera della Palestina. Un caso? Io non credo. Sembra una stella molto luminosa. E infatti viene detta stella del mattino, stella della sera. Ed è sulla stessa linea della Luna, che è là, e del Sole, perché stanno i pianeti, la Luna, il Sole stanno tutti sulla stessa orbita. Quindi più o meno dovremmo vedere. Quindi una già si vede ad occhio nudo. Sì. Per quelle un po' più difficili avremo l'ausilio del telescopio di Andrea Esatto. e di tutti gli altri. Sì, poi vedremo delle cose belle che non si vedono a occhio nudo. Esatto. E quindi state che E vi connessi. racconteremo un po' di storie annesse e connesse. Ora, mi sono reso conto che siamo in momento tramonto, un momento molto pittoresco, e come penso che siate d'accordo con me, durante il tramonto è bello anche bersi una cosa, però vi vedo che voi già siete andati avanti, cioè finito proprio la meditazione avete detto sapete cosa ho bisogno dopo una bella meditazione? Di birra, spritz, bravi, questo è il pubblico che vogliamo, bravi tutti. Sappiate che qui ovviamente c'è un bar, un chiosco, ma alle vostre spalle, come potete vedere, ci sono un paio di banchetti. Ecco, sappiate che, poi partiremo poi anche con le presentazioni ufficiali, l'associazione Ideas è un'associazione non a scopo di lucro, quindi tutto quello e gli eventi che facciamo sono tutti gratuiti e aperti a chiunque. Se volete aiutarci finanziandoci, facendoci delle donazioni, potete parlare con le persone che sono ora al banchetto, dove potete fare delle donazioni, e ci sono anche i nostri gadget del merch ufficiale di Ideas. Se volete dateci un'occhiata. C'è anche del vino. Andrea, Sì. come funziona col vino? Dovrei così. saperlo essendo da questa parte. Ma tu che stai da Mi quella? scarichi la palla. Allora, il vino è lì e potete andare a prenderlo. Esatto. Ci sono C'è i un bicchieri bicchiere, Ideas. ricordate. Tenetevi il bicchiere Ideas. E ovviamente tutto è a donazione volontaria. Per esempio, sapete dove ho preso questa maglietta? Tu lo sai dove ho preso? Dove l'hai presa? Guarda che Bellissima. bella, Wow, che c'è scritto Incredibile. Scienza in Vita. Ma non è la Scienza in Vita, non è quello che stiamo facendo adesso, è un'altra rassegna che facciamo. Esatto. Incredibile. Quante Esatto. rassegne. Questa è quarto su De Scienza, ma noi ogni tanto ci piace anche andare via da quarto e ce ne andiamo nelle bidde, facciamo eventi anche lì, quindi se anche voi vi muovete, vi piace andare a vedere un po' di scienza in posti più... Dove saremo? Dove saremo? Te lo dico subito dove saremo, mannaggia a te. Questa cosa doveva saremo venire dopo. A Sant'Adi. Saremo a questo me lo Sant'Adi ricordo. il 20. Fermi tutti, ve lo dico. Il 27. Il 27 E a basta per Sant'Adi. quest'estate. E a settembre? No. E a settembre vedremo. Vedremo. No, a Ma lo settembre sapete come... ci sono degli eventi, qualcuno a quarto, qualcuno fuori quarto. No, adesso abbiamo dei eventi a quarto. Mannaggia, mi ha fatto fa adesso il momento marchetta. Non eravamo pronti. Guarda quanto devo girare le pagine. Però sì, saremo a Sant'Adi. Qualcuno prima è venuto e mi ha chiesto: ah, ma io vi seguo Allora, sui social, perché non eravate a Nuraghediana? Perché non eravamo perché a qua è più Nuraghediana? bello, ragazzi. Ma guardate dove siamo. Incredibile. C'è il poetto. C'è il incredibile. poetto, ci sono le birretto, ci sono tutto quello che vogliamo. Tutto quello che Allora, piace. i prossimi eventi, segnate, 27 agosto siamo a Sant'Adi, il 29 agosto siamo all'hotel Sì. Sumeriagu, bravi, il 30 agosto al parco di Molentargius e il 5 settembre allo Spazio Pira. Ma, siccome io non sono un bravo presentatore, non mi ricordo tutte queste cose, e voi potreste dimenticarvele, sapete dove potrete trovarle in caso? Dove? Potete trovarle sui nostri social, Facebook e Instagram, e sul nostro sito www.associazioneideas.it. E Bravissimo. Tanto qua stiamo settando tutto. Sì, guarda stiamo lì. settando tutto, momento tramonto, momento che tanta gente sta al banchetto
Che cosa troverete al banchetto? Io ve la butto lì. Poi dateci un'occhiata. Ma quest'anno devo dire abbiamo un merch molto folto. Vai, secondo me Claudia sa Claudia che sa c'è cosa al banchetto. Claudia dal banchetto, dacci un aggiornamento. Cosa sta prendendo la gente? I ventagli. I ventagli ci sono. Allora, posso dire una cosa, questa è verità, non sto smarchettando. Io ho aspettato tutta l'estate, io mi sono fatto questa è stata l'estate più calda che ci sia mai stata nella nostra vita, immagino. Io ho aspettato tutta l'estate per prendermi il ventaglio Ideas. Lo sono fatta ho iniziato i corsi di flamenco e mi dicevano ma ti devi portare il ventaglio. Io dicevo non ce l'ho perché devo aspettare di venire ad agosto agli eventi Ideas, così compro il ventaglio. Ma come fa? Tutto il tempo così è stato terribile. Ce l'abbiamo anche verde. C'è anche verde, vari colori. Ma che vi sto a fare, ragazzi? Vi potete rifare l'abbigliamento grazie a Ideas. Ma il pezzo forte secondo me è un altro, che è il telomare con il nostro astronauta, che ha un nome che gli è stato dato l'ultima volta. Augusto dalla regia, tu creatore e designer, che nome gli avevamo dato al... Come l'avevamo chiamato? Ce lo ricordiamo questa cosa? Jonathan, l'astronauta Jonathan. Era Jonathan Pugedu. Jonathan Pugedu. Il nostro astronauta, il primo uomo sardo sulla Luna. Forse, nei nostri cuori. C'è un bellissimo telomare, tantissime magliette, tantissime tote e il vino a offerta libera. Mi raccomando. Vedo anche del cibo è arrivato. Datemi dell'ok. Allora, sono arrivati gli smorzu, quindi a maggior ragione vi invito a avvicinarvi al banchetto, perché lì potete collezionarli e anche se non li avete prenotati qualcosa dovreste riuscire a trovare. Quindi bevete, mangiate, che la serata è lunga. Dobbiamo aspettare che il sole se ne vada, se no le cose non le vediamo. Non so se questa cosa era chiara. Mentre mangiate e bevete abbiamo anche l'accompagnamento musicale di Giampaolo Piloso alla chitarra. Un applauso. Il nostro menestrello. Come potete vedere, nel frattempo ne approfitto, siccome stasera è una serata astronomica. Ora, quando c'è il sole non è che possiamo fare troppa astronomia, vi spoilerò questa cosa. Però ora possiamo fare astronomia con il sole, perché come vedete c'è un bellissimo tramonto proprio dietro di noi. Questa cosa mi ricorda un fatto che è avvenuto quest'estate inerente al sole. Vi viene in mente? Ne avrete sentito parlare forse recentemente? Un fenomeno astronomico recente che ha a che fare con il sole. L'eclissi. Bravissimi, bravissimi. L'avete vista? Quanti l'hanno vista? Siete riusciti? Come si vedeva dalla Sardegna? Non bene. Bene. Nord-ovest bene, quindi Alghero. No, a Maddalena, ok.
Dove parlano E- spagnolo si vedeva. E infatti è lo spagnolo che fa tramontare il Sì, sole. sì. Qua a Cagliari invece qualcuno che l'ha vista a Cagliari c'è stato? La Monserrato, va bene uguale, si vedeva pochino. Sembrava una luna, a me sembrava, no? Una sorta di mezzaluna, però al contrario, pazzesca. Oh. Altra domanda, avete fatto i bravi? Avete visto? C'è la signora che ha fatto la foto, ma col telefono. Ha fatto la foto col telefono? È incredibile. Beh, penso qui di foto se ne siano fatte tantissime. Ma avete fatto i bravi? L'avete visto con gli occhialini? No? Quanti? Per alzata di mano. Tra chi ha visto l'eclissi, immagino tutti. Chi l'ha vista con gli occhialini? Quel tavolo Guarda, di persone i molto giovani, attenti, i giovani attenti alla Bravi, propria vista, bravi. Deve durare ancora un po'. Esatto, anche lì ho visto delle mani e altri hanno detto io me la rischio. Io me la Era tramonto. Qui ci arriviamo. Voi sapete che cosa? Devi portare il microfono? No, non lo so, signor. E lo sapete perché vanno messi gli occhialini? Io questa cosa me la sono un po' studiata perché non è che mi era molto chiara anche a me. Però voi lo sapete perché si vanno messi gli occhialini? Vi do 3 opzioni, va bene? Facciamo A, B o C. Opzione 1 perché fa male qualcosa, è chiaro questa cosa. Che cos'è che fa male? Il sole, A, B, la luna e C, l'eclissi, proprio il fenomeno dell'eclissi. Ricordandoci che, vi dico una cosa, questa era un'eclissi solare, quindi era la luna che passava tra il sole e la terra. Quindi A, B o C, sole, luna, eclissi. Che cosa faceva per alzata di mano? Chi dice A, il sole? 1, 2, 3, 4. Là un po'. Ok. Ok. B, la luna? Nessuno. Un dito che si muove. Nessun dito per la luna fa bene, anzi, bravi. E C, l'eclissi come fenomeno di per sé? 2. 3. Ok, quindi mi pare il sole è il candidato, cioè quello che fa male è il sole. Bravi. La risposta esatta è il sole. Ora, non guardate mai il sole dritti negli occhi. Mi raccomando, il sole non va visto negli occhi come un gorilla, non vanno guardati negli occhi perché ci sono delle particelle che possono fare male al vostro occhio. Durante l'eclissi fa male uguale, però vedete meno luce e vi viene più voglia di vederlo. Quindi non lo fate nemmeno durante l'eclissi, anche se è bello. Per la prossima, che è tra un anno, quindi sappiate che... Allora, la prossima deve essere molto visibile, non so che percentuale, nel sud Italia, o sbaglio? 2027, sud Italia, seconda eclissi. Meno di questa. Vabbè, qui non è che si è vista tanto, in Spagna era... Comunque, per l'anno prossimo, mi raccomando, chi non ha alzato mano per gli occhialini, metteteveli così venite a Ideas e vedete bene che cosa vi raccontiamo. Ma io vedo qui tutti state mangiando, tranne me. È un culurgione fritto, Buono, un tramezzino, una pizzetta a sfoglia, pazzesco. un bicchiere di couscous. Un bicchiere liquido, Couscous al Liquido. bicchiere. sciottino di couscous e poi... Non mi ricordo. La pizzetta l'ho già detta. Forse ti posso portare una box e facciamo un unboxing lì? Facciamo un unboxing e vediamo. Lo faccio pure scomparire questo cibo. Possibilmente normale, se posso chiedere alla regia se mi può portare uno smurzu classico, grazie. E del vino per dopo. Facciamo. Vediamo un po' che smurzu c'è. Claudia. Unboxing. Abbiamo. Oddio, che cos'è tutta questa? Ma è tantissimo. Allora, abbiamo. Non è un bicchiere. ho Non è un sbagliato. bicchiere, è un contenitore. Come lo chiamereste voi? Come? Un cestino. È un cestino col couscous.
le posate, perché ci mancherebbe altro, sale perché ci mancherebbe altro, pizzetta, sfoglia, posso dire, buonissime. Le fate solo qui in Sardegna così, le fate doppie. Sono buonissime. C'è del tramezzino, c'è un fritto, un culgiones, e questo è cosa? Una tartina con una salsa pecorino e melanzane. Wow. Wow. Quello da vegetariano, scopritelo. Questo indovinate cosa manca di carne e cosa abbiamo inserito. Indovinate. Questo lasciamelo pure qui perché in qualche maniera cercheremo. Grazie, Vlad. Ma un bicchiere di vino per il conduttore? Per favore, sì, per sarebbe. favore, sì, dai. Facciamo, Lo vuole facciamo anche il bianco o wine rosso il tasting. conduttore? Bella sta cosa. Tipo, Dai. beviamo il vino e diciamo Qua mi richiedono quali un sono i bicchiere toni di che vino. sentite. Abbiamo dei colori, abbiamo il bianco, il rosé e il rosso. Cosa desidera il conduttore? Sai che un rosé con questo tramonto rosé. ormai andato. Un rosé per Siamo il romantici. conduttore? Per il conduttore, grazie. Un rosé per il conduttore. Qua con piccolo Grazie Tommy. silurino Sei Ideas. sei il mio angelo. Ma ci mancherebbe, Sei il mio guarda, per angelo. darti il vino quando vuoi. Brevissimo. Per occupare lo spazio. Mi raccomando, sul banco. bevete pure voi, non mandate il conduttore ubriaco da solo, questa è la regola di Deas, mi raccomando. Le stelle si vedono bene anche da ubriachi, quindi le vedi doppie, le vedi anche se ci sono le nuvole, quindi per noi è tutto assicurato. Ovviamente tutti torniamo col monopattino a casa, mi raccomando. Questo lo devo dire per motivi assicurativi e legali. Io vorrei fare un sondaggio perché prima qualcuno mi ha detto la bag della caccia al tesoro ce l'ho già. Magari c'è giusto. Giusto, c'erano poche persone. Che cos'era, Claudia? Tu Ah, no, infatti voi le nostre hooligan. Com'è? Che evento è stato, Claudia? Aspetta, tu che c'è? arrivo con la bag direttamente, così vai. lo vedono. Perché Ideas organizza eventi di tutti i tipi. Era una caccia al tesoro che abbiamo Ok. organizzato nel quartiere di Castello a Cagliari, dove i partecipanti dovevano cacciare il viceré in occasione di Sadiesa Sardigna. Ah, ok. Quindi attraverso il loro smartphone avevano gli indizi che li portavano alla A Torre cacciare il viceré. dell'Elefante. Chi era il viceré? Storicamente questo è un... Ti sto chiedendo le cose. Vediamo. Carlo Alberto, ce l'abbiamo qua anche. Con Che c'ha anche una le faccia un po' grafiche. smarrita. Ognuno aveva il proprio avatar che li portava in giro. Ci siamo. Ci sa, ok. Sta partendo la diretta. Verso il pubblico, far vedere al pubblico il nostro merch. Abbiamo il merch. Questa è stata... Abbiamo anche gli adesivi in realtà che ci sono attaccati nella tovaglia lì al banchetto del merch e ognuno aveva appunto il proprio avatar che era l'antenato che li portava indietro nel tempo. Pazzesco. Però Al c'è giorno anche Gabriele qua che non vedo. C'era Gabriele che Se l'è preso il mare. sicuramente ci può dare. Vedo un braccio che si muove, eccolo lì, dietro il Eccolo, telo. Vieni. Vieni Gabriele, vieni a raccontarci perché... Perché il meccanismo della caccia al tesoro alla fine lo sai. Sì. Sì, la caccia al tesoro, quindi c'era una web app sviluppata da un nostro collega che oggi purtroppo non c'è, in una landa lontana che prende il nome di Sassari, quindi non è riuscito a venire, però lui ha fatto questa web app, quindi col telefono ci siamo fatti tutto il giro di Castello per trovare i punti più incungiati, come si dice qui, per nascondere i QR code. Appunto col telefono si potevano scannerizzare i QR code, veniva fuori un indovinello in sardo, c'erano alcuni aiuti, c'era anche questo meccanismo che si chiama Nara Cigiri, siccome appunto al tempo si dice che per riconoscere se qualche piemontese si stava, diciamo, travestendo da sardo, no? Gli si chiedeva di dire la parola Cigiri, che ha questo suono tipico della lingua sarda, quindi... Che ha scritto Xixiri. Cigiri. Vedi? Ma Però lui lo sa, ovviamente. Io ho dovuto imparare, se no venivo cacciato anch'io. Esatto. È la regola numero 1 per essere membro di Ideas. Esatto. E quindi c'erano 5 ceci che si potevano spendere per farsi dare degli aiuti e facendo così quindi si faceva il giro di tutto Castello.
Si tornava e c'era in palio. Cosa c'era in palio? Trekking. Era un trekking con Trek Nurages, ora non ricordo di preciso l'escursione dove... E i vincitori non stato sono scelto. qui. Chi aveva vinto? Erano squadre e c'erano anche Non dei ci vincitori. sono Non i ci sono. I vincitori. vincitori stanno a fare il trekking, giustamente dicono abbiamo vinto. Però vi siete divertiti? È stato un bel Quello che- evento. è stato- Per chi c'è stato. Volete... Raccomandiamolo ai nuovi spettatori. Assolutamente da rifare. Da rifare. Un po', cioè, correggere un po' di cose, ma Eh. da Sempre rifare, migliorandoci. ovviamente. Questa è la stella polare Non di Ideas. aspettiamo altro. Perfetto. Allora, stay tuned, come dicono i giovani. E seguiteci. Lo rifaremo a gran voce. Ma Gabriele e Claudia sono due storici della storia della Sardegna. Cosa fate? Raccontateci. Voi che sapete della Sardegna. Raccontatevi. Della storia della Sardegna, che fate nella vita per stare dentro Ideas e partecipare a questi eventi? Io studio beni culturali, prossima alla laurea. Wow. Si spera in futuro di diventare un'archeologa. Quindi effettivamente Ma che quando loro studi parlano di... l'archeologa? Che studio? Sì. Io sono medievista. Ah. Vorrei in futuro diventare antropologa, quindi lavorare con i resti umani, capire come vivevano in passato, se facevano anche loro le cacce al tesoro a Castello. Si facevano delle associazioni per fare caccia se- al tesoro. Se c'era Ideas, Ideas del medievale. passato, Ideas medievale. Sono entrata in Ideas l'anno scorso, un anno fa, esatto, un anno fa, al Nuraghediana. Io faccio E Gabriele questo. invece? Io al momento faccio niente, però ho finito di... in realtà sto studiando, in teoria. Esatto. Mi godo la mia probabilmente ultima estate da persona libera. Io ho studiato fisica e poi astrofisica alla magistrale. Adesso appunto ho questo periodo di transizione. Meno interessante forse dei resti umani, però. No, Forse dici ci che siamo. ti ha portato a fare fisica a Cagliari. Allora, io in realtà sono stato... ho fatto lo scientifico, ho fatto l'Alberti qua a Cagliari e facendo l'Alberti mi è capitato di partecipare ad alcune occasioni in cui proprio loro, tra l'altro, che anche se non sapevo che erano loro, proprio loro facevano degli eventi in delle scuole e quindi io ero andato con un mio professore a uno di questi eventi e anche ad altri e soprattutto in quinta superiore ho iniziato ad avere un po' l'interesse verso fisica, quindi ho fatto fisica per quello e adesso appunto che ho finito il percorso, anche io forse da un anno, non mi ricordo più da quanto, comunque ho avuto Ricky come relatore della tesi magistrale, quindi un po' così naturalmente sono finito anche in Ideas. Ho fatto il giro un po' dall'altra parte in pratica. Sì, perché qua in Ideas siamo bene o male tutti scienziati o appassionati di scienza o comunque gente che fa accademia, però di tutti i livelli, quindi abbiamo professori, studenti, magistrali, studenti universitari, dottorandi, dottorati. Quindi siamo un gruppo abbastanza nutrito, non solo di sardi. Prima dicevamo io non sono sardo, ora facciamo un piccolo quiz. Da dove pensate che io sia? Da Roma? Da dove? O romano? Non dite quella parola, per favore. Facciamo questa cosa, facciamo una cosa. Ancora dobbiamo iniziare la serata, però iniziamola col piede giusto. Io la parola con la L non la voglio sentire questa sera, mi raccomando. Oh, vabbè, mi avete scoperto, non sono molto... E prima stiamo parlando di cacciare i torinesi, perché ai sardi mi pare che non gli stanno molto simpatici. Io vi devo dire una cosa, questa sera ve ne dovete far stare simpatico uno. Indovinate chi è il torinese in mezzo a noi? Ci sono i torinesi anche nel pubblico, no? Quindi non siete soli. Indovinate chi è il torinese? È una persona dietro? Sì, Andrea è torinese, quindi mi raccomando, non lo cacciate se volete vedere le cose al telescopio. Cacciamolo dopo. Questo polentone. Andrea, è abbastanza buio per le osservazioni? No. C'è la luna. C'è la luna. Che bella. Domanda, non è la luna che stiamo vedendo a occhio nudo? O sbaglio? Mi sembra un po' più grande.
sì. È che... È una mangine di stock oppure stiamo guardando No, la luce? no, guarda, cioè, muovo il telescopio. Pazzesco. È molto grande perché il telescopio amplifica parecchio. Ha un'amplificazione di quasi 100 volte. Quindi la Luna si vede anche a occhio nudo parecchio. Però lì possiamo iniziare a vedere i dettagli, i crateri, la parte in ombra. Adesso piano piano più si farà buio, più vedremo cose speciali. Allora, Dalla Luna in poi. dalla Luna in poi facciamo una cosa sempre più lontano, però non dobbiamo dire troppo. No. Se no i nostri capi ci linciano. Però qualcosa la possiamo iniziare a dire, no? Innanzitutto questo bellissimo telescopio, me ne parli un po' perché vedo le persone lo stavano guardando con occhi sognanti. Questo mo ce lo prendiamo. Eh sì, allora, il telescopio è del Dipartimento di Fisica di Cagliari. Quindi un grande applauso al Dipartimento di Un Fisica. ringraziamento all'Università di Cagliari Grazie. che ci ha dato questo telescopio. E qual è comodato. un grande telescopio perché è molto grande, nel senso che il diametro... Andrea Cozzumbo 2026. Grazie. Il raggio, il diametro dell'occhio del telescopio è di 30 centimetri e il raggio della nostra il diametro della nostra pupilla è 25 millimetri. Quindi c'è un fattore di 100.000 volte. Vedremo cose 1000 volte meglio che con i nostri occhi. Sì, più che meglio c'è una raccolta di luce, che è la cosa che rende il nostro occhio sensibile alle cose, ma anche la fotocamera che è attaccata al telescopio, come potete vedere, e che fa finta di essere la retina del nostro occhio. E questo invece è il nostro occhio, la nostra pupilla. Ed è molto grossa e per questo vediamo le cose molto Vediamo le grosse. cose molto grandi, molto lontane. Questo telescopio è un Dobson, si chiama Dobson. Però è montato, questo è particolare perché ha il fuoco esterno, c'ha due specchi. Sì, ha questa configurazione. Spiegaci un attimo come funziona, che poi dopo almeno partiamo già pronti. Allora, l'idea fondamentale è che la luce entra e si riflette qua dove c'è uno specchio, poi dopo quando vorrete alzarvi potete venirlo a guardare, si vede da qua. C'è uno specchio bello grosso che rimbalza la luce e la focalizza in uno specchio a 45 gradi qua, e questo specchio manda la luce sul sensore della fotocamera o sul nostro occhio, si possono fare anche osservazioni visive. Questa è una configurazione Dobson che viene dal suo inventore, con questo particolare trepiede, che non è un trepiede ma è un asse. E la cosa che faremo, che è molto interessante, è che, come vedete, la Luna in questo momento se ne sta andando, perché questo telescopio ancora non è calibrato per seguire le cose. E per la Luna è abbastanza facile ricalibrarlo e fargli seguire le cose, semplicemente lo sposto un po' a occhio perché la Luna è bella grossa e ci siamo. Però andremo a vedere delle cose molto molto piccole e quindi bisogna calibrarlo per farlo seguire da solo le cose piccole, perché io non sono abbastanza bravo. Preciso. Quindi c'è un Nessuno motore. di noi. C'è un motore qui dentro. Ci sono due motori, uno che fa questo movimento, uno che fa questo movimento. Lo vedrete in azione mentre mangiate, mentre faremo le cose, mentre vedrete tutte le altre cose che avremo da proporvi questa sera. E poi l'osservazione verrà alla fine, quando ci sarà buio. Perfetto. Allora rimanete qui, attendiamo che faccia buio e iniziamo a vedere le cose con questo bellissimo telescopio. Sì. Se volete vedere, adesso tiro fuori lo strumento che amo utilizzare, che è un laser. Questa sera lo utilizziamo molto. E il laser ovviamente non si vede a quest'ora, si vede qua, ma non si vede quando la luce del sole è troppo forte. Però vabbè, scusa. Non stare davanti alle casse vuol dire che devo stare là. Ok. Però potete va bene. Davanti in questa direzione. Ok. Ricentriamo la Luna. E come potete vedere, come vi dicevo prima, adesso la Luna non c'è. Come vi dicevo prima, c'è un pianeta che possiamo vedere e si vede a occhio nudo, ed è quello lì. La vedete quel puntino luminoso? Quello è Venere. E Venere è molto è interna all'orbita terrestre, infatti non la
non la vedrete mai molto distante dal Sole, come per esempio succede a Saturno e Giove, proprio perché sta internamente all'orbita terrestre. È molto luminosa, però si potrebbe confondere con una stella. Infatti viene detta la stella del mattino o la stella della sera, dipendentemente da se viene prima del Sole o dopo il Sole, perché sembra una stella. Però ci sono due modi di riconoscere un pianeta rispetto a una stella. Il primo è guardarlo e vederne la luce. La luce di un pianeta arriva riflessa dal Sole e ne arriva moltissima. Quindi quello che fa è passa attraverso l'atmosfera, si modifica un po' la luce che arriva al nostro occhio, però non così tanto, perché ne arriva veramente tanta. E quindi la luce fa dei percorsi strani, ma arriva quasi tutta intera al nostro occhio. Infatti la vediamo molto stabile. La prima cosa che vedremo invece delle stelle, quando ne appariranno alcune, è che la loro luce fa un movimento, pulsa, esattamente. Fa una pulsazione, non perché le stelle pulsino veramente nello spazio, ma perché il passaggio, la luce che arriva dalle stelle è molto lontana. Pensate che la stella più vicina a noi è a 4 anni luce. 4 anni luce vuol dire che se viaggiamo alla velocità della luce, che è di 300.000 km al secondo, cosa che non possiamo fare, ci metteremmo 4 anni a raggiungerla. O al contrario, la luce che è partita dalla stella più vicina a noi è di 4 anni fa. Quindi ci arriva da 4 anni fa, da quello che è successo 4 anni fa sulla stella. E infatti quindi è molto molto lontana, e questo vuol dire che la luce che ci arriva è comunque molto, molto poca. Infatti dobbiamo vederle con un telescopio oppure le vediamo molto flebili. E questo vuol dire che il percorso che fa quella luce attraverso la nostra atmosfera è un po' più a zigzag, e quindi ci arriva questa pulsazione della luce. E quindi questo è un modo per riconoscere le stelle, le stelle e i pianeti. I pianeti poi, l'ultima cosa che vi dovete ricordare è che stanno sulla linea di tutte le cose che stanno nel nostro sistema solare. Quindi il Sole, che sta in quella zona lì, Venere sta nella stessa piano orbitale della Terra, del Sole, della Luna, un po' più spostata. La Luna è un po' più spostata, però come vedete c'è una linea immaginaria che prende la Luna, prenderà anche Saturno, che sarà in quella zona là, e poi prende tutti gli altri pianeti che in questo momento sono sotto di noi e non li vedremo. E quindi questo è un trucco. Questa linea si chiama eclittica e cambia durante il periodo dell'anno, perché il nostro pianeta si muove. E così come il Sole fa più percorso durante l'estate rispetto all'inverno, anche i pianeti lo fanno. E sì, questo è tutto per adesso. Qual è Abbiamo la una domanda. stella? Bravo Cozzi, un applauso a Cozzi per favore, Andrea. Il nostro occhio verso l'universo. Rifacciamo la domanda. Qual è una domanda dal pubblico Qual arrivata? è la stella più lontana che riusciamo a vedere a occhio nudo? A occhio nudo. Ho una bellissima cosa da raccontarvi a riguardo. Vai. No, però prima rispondiamo a questa. Allora, immaginate che tutte le costellazioni, tutte le stelle che vediamo Quante sono? sono Milioni di milioni. Posto. La stella di Negroni Va vuol bene. dire qualità. No, sono molte più di milioni. Nella nostra galassia, in tutte le galassie che sappiamo esistano, sono più di 100 miliardi. È una stima, perché non riusciamo a contarle tutte. E però basti pensare che intorno a noi, quando guardiamo il cielo notturno, siamo fortunati magari di essere al Poetto, che non c'è troppa luce, riusciamo a vederne tantissime. Tutte quelle sono nella nostra galassia. Tutte. Le costellazioni, tutte nella nostra galassia. Sono tutte spostate un po' diversamente, però la nostra galassia è grande 100.000 anni luce, più o meno. Quindi se noi dovessimo viaggiare da qua all'interno della nostra galassia ci metteremmo 100.000 anni alla velocità della luce, cosa molto molto... vuol dire che il centro della nostra galassia emette luce di 100.000 anni fa. Però il punto è che quasi qualunque cosa che vediamo nel cielo, magari con un telescopio, non sono stelle, sono altre galassie. La più vicina altra galassia si chiama Andromeda
è a 2,5 milioni di anni luce. Vuol dire che la luce che è partita da quella galassia oggi ci raggiunge quando il genere umano non era neanche sulla Terra. E quindi le cose sono veramente grandi nell'universo. In Andromeda riusciamo a vedere le stelle singole, quindi riusciamo a vedere stelle singole di un'altra galassia. Oltre Andromeda è molto difficile. In realtà forse Mario potrebbe risponderci. Mario studia, è giusto. Mario studia degli ammassi di stelle che stanno intorno alle altre galassie, stanno in circolo alle altre galassie, e lì riusciamo a vederle, però sono sono quasi tutte spente, sono molto vecchie, si chiamano ammassi globulari. E quelle stelle le riusciamo a distinguere. Però, per esempio, intorno ad alcune galassie vicine a noi, se dobbiamo andare più lontano delle galassie del nostro cluster di galassie, cioè L'insieme di galassie vicino alla nostra, non riusciamo a distinguerle. Quasi non riusciamo a distinguere le galassie stesse, le stelle delle galassie no. Quindi più o meno tutto quello che vedremo stasera è dentro la nostra galassia, a parte, se riusciamo, un'altra galassia. Questo spoiler. Però riguardo a questa domanda che mi fa venire in mente una cosa, un altro quiz che vi faccio questa sera. Voi siete il mio... La facciamo insieme la serata, cioè ho bisogno del vostro quindi mi raccomando, bevete, rispondete. La cosa che pure che Andrea ci ha spiegato è: noi da qui siamo in grado di vedere tante cose a occhio nudo, ora che piano piano si fa buio ne vedremo sempre di più. Ecco, a noi da qui appaiono tutti dei puntini. Ora, con un telescopio sappiamo capire se è una stella, se quella magari è una galassia, eccetera, eccetera. Riusciamo a capire che tipo di oggetto riusciamo a vedere. Però una cosa difficile per noi astronomi, vi racconto questa cosa proprio da vita vera, della quotidianità di un astronomo, è capire quanto sono lontane le cose. Perché noi in generale vediamo un puntino, però valla a capire se quello è una piccola stella vicina o una cosa molto luminosa lontana, non lo sappiamo. Una cosa che però possiamo capire è che, come ci ha spiegato Andrea, molto vicino a noi, all'interno delle galassie, ci sono le stelle, tantissime stelle che fanno parte della nostra galassia, e quindi probabilmente quello che stiamo vedendo come puntino luminoso nel cielo è una stella all'interno della nostra galassia, ma non è sempre così. A volte quel puntino è un oggetto diverso che riusciamo a vedere brillante tanto quanto una stella che invece è molto più vicina, d'accordo? Quindi la domanda che vi faccio è: secondo voi